E adesso un servizio, parliamo di elezioni consortili, un tema di grande attualità, sentiamo com'è andata. Allora, siamo con Gianluigi Martin per commentare le elezioni consortili, la possiamo definire ex presidente ormai del Consorzio di Bonifica Pianura Veneta Salvenza Tagliamento, anche se ribadiamo le strutture operative rimarranno le stesse. Che elezioni sono state queste? La Coldiretti ha ottenuto un buon risultato nel Veneto orientale. Sì, abbiamo ottenuto un buon risultato, ma innanzitutto ci tengo a ringraziare tutti gli elettori che hanno dato col loro contributo, quindi col loro voto, fiducia alla lista da Coldiretti sia di Portoguaro che di San Donà. Dalle elezioni ne esce vittoriosa la Coldiretti nel suo insieme con 13 seggi, quindi 13 consiglieri su 20 per la Coldiretti e 7 per la lista C Unione Agricoltori e Copagri e altre organizzazioni, mentre che la lista alla bonifica non è arrivata al quorum minimo del 7%, quindi non ha nessun seggio. Credo che ovviamente oggi la soddisfazione della vittoria fa tanti pensieri, ma sicuramente da domani o dopo qualche giorno di riposo con i 20 consiglieri si comincerà a ragionare e vedere poi lo scenario futuro come dovrà essere organizzato nelle sedi, nelle presidenze e tutto quello che ci dovrà essere. Ecco, possiamo dire che forse sarà Gianluigi Martini il nuovo presidente del Consorzio Veneto Orientale o ancora troppo presto? Ma per me è ancora troppo presto, ho una soddisfazione personale perché comunque ho avuto un grandissimo numero di preferenze, però credo che sia poi tutto il gruppo che dovrà decidere qual è la strada e assieme decidere chi è il carro trainante di quella strada. Possiamo dire che dopo queste elezioni consortili il portoghese non perderà nulla? Sì, mi sento di dire che comunque con queste elezioni e soprattutto con questi risultati per il portoguarese c'è già un'ipoteca che tutto rimanga come prima, ma che comunque ci sia una grossa risposta nell'economia e soprattutto nella difesa idraulica del territorio.